genovese di Messina viene incriminato, lo devono arrestare, ma in Parlamento per associazione a delinquere, per aver fatto dei casini, per riciclaggio. I corsi di formazione, avete capito in che mani siamo? I corsi di formazione, mio figlio lavora e il 50% della sua paga se lo prende un corso di agenzia, abbiamo i tramite, ma stiamo scherzando? Bene, questo genovese ha preso quasi 20.000 preferenze, è in Parlamento, si deve processare, e allora la Boldrini, questa non so neanche come definirla, la Boldrini, sembra l'addolorata, è l'addolorata, la Madonna addolorata, sembra, è addolorata. Adesso deve calendarizzare questa cosa qua. Secondo voi calendarizzerà questo problema di Genovese prima delle elezioni o dopo? Perché se calendarizza dopo vuol dire che usa i 20.000 preferenze che ha preso quel signore lì. Siamo in mano a questa gente qua che mette dentro e mistifica le leggi, qualsiasi cosa. Loro devono votare in 4 ore un decreto legge sul femminicidio. Siamo tutti d'accordo a proteggere le donne, ma se nel femminicidio mi ci metti un condono per lavori pubblici messo lì, oppure un aumento di spesa per la sicurezza del TAV, mi ci metti queste cose, come fai a votare sì? Come fai a votare sì? Infatti abbiamo votato no, e sui giornali il Movimento 5 Stelle a favore della violenza sulle donne. Oppure i 7 miliardi e mezzo alle banche private messe nella seconda rata dell'IMU. Eravamo tutti d'accordo per togliere la seconda rata dell'IMU. Con un'alzata di mano si faceva. Ci hanno messo dentro 7 miliardi e mezzo alle banche. E guardate che la Banca d'Italia non è una banca qualsiasi. C'è 2.500 tonnellate d'oro. Adesso è un azionariato diffuso. Se la possono comprare le banche tedesche, francesi, i fondi pensione inglesi. Se si comprano una banca così, noi al voglia a riprenderci la lira. Allora, questo problema qua lo dobbiamo risolvere. Non si può più risolvere a Palermo, non si può più risolvere a Roma. Ormai siamo preda di questa gente che ha firmato delle cose incredibili. Luglio 2011, Festival dell'Unità. Floris intervista Bersani e Bersani sul Fiscal Compact, quello strumento che ci dovrà far tagliare 50 miliardi all'anno ogni anno per 20 anni. Bersani dice: non sono mica scemo. Figurati se noi firmiamo una cosa così, che ci impicchiamo da soli. Andatevi a vedere l'intervista di Floris nel 2011. Dopo 3 mesi il PD firma all'unanimità questa porcata incredibile. Andate a vedere che cosa ha detto Tremonti del PDL, la stessa cosa, luglio di nuovo 2011, 2 mesi dopo il PDL all'unanimità vota queste robe qua. Vuol dire taglio di 50 miliardi, vuol dire che ci spolperanno qualsiasi roba, vuol dire che hanno già messo nei loro CDA i parenti, il commercialista di Renzi nel CDA di aziende, il suo commercialista, il suo avvocato, li hanno già messi lì, stanno cedendo le cose, la Piaggio, la famosa Piaggio degli aviogetti privati, che era un nostro orgoglio, se li sono comprati gli arabi, la stanno smontando, portano l'azienda da un'altra parte, e che cosa fanno? Fanno veicoli, fanno piuttosto aviogetti da combattimento, fanno i droni. I droni, oggi la guerra non si fa con gli F-35, gli F-35 non valgono più un cazzo, lo sanno benissimo. E poi se vai a vedere dove costruiscono gli F-35, gli italiani assemblano pezzi, assemblano e fanno manutenzione, assemblano. Noi siamo condannati a fare manutenzione, a fare gli operai, e quando c'è il lavoro, perché quando giustamente c'è il movimento dei disoccupati. Sono andato a Napoli, c'è un movimento dei disoccupati, quelli che sono disoccupati dal 1847. Cazzo. Ma il lavoro è diventata la più incredibile forma di ricatto degli ultimi 50 anni. Il lavoro. Il PD ha ricattato milioni di lavoratori con i sindacati, il lavoro. Il lavoro si può risolvere col reddito di cittadinanza. Il lavoro non ci sarà più tra un po'. Se il lavoro se ne va, non puoi far andare via insieme al lavoro le famiglie. Le famiglie le devi salvare. Si chiudono le aziende, va bene, ci ripenseremo, vediamo una riconversione. Ma perlomeno ti salvo, ti do uno stipendio per 3 anni, ti offro 3 lavori, e se non accetti perdi il reddito di cittadinanza, come in tutta Europa.
ma perlomeno hai 3 anni di scelta. È il nostro punto numero 1 del programma. Perché molte persone sono convinte di avere un posto di lavoro, ma in effetti non hanno un posto di lavoro, hanno un posto di reddito. Perché è il reddito che ti tiene dentro la società o ti fa espellere. E allora accetti qualsiasi cosa, vedo dai miei figli, magari hanno lauree, master e devono fare lavori per acchiappare qualsiasi cosa avviene, ma è vita questa qua, è vita. La crescita non crea posti di lavoro, li toglie la crescita, perché aumenta la produttività, aumenta l'innovazione, aumentano queste cose qui, aumentano il lavoro delle macchine, della robotica. Io facevo vedere 4 anni fa, presentavo una stampante 3D, ve la ricordate? 900 era un prototipo dove io mettevo della plastica, prendevo un file da internet, inserivo nella macchina e la macchina faceva fischietti, portatelefoni, oggettini, tutti i Pokémon di mio figlio li ho fatti così. Non andavo più a comprarli in un negozio. Ma in 4 anni oggi le stampanti costano $50.000. Negli Stati Uniti sono dentro il comune e ogni cittadino va lì, paga e si fa l'oggetto di cui ha bisogno, dalla canoa alla dentiera alla casa. Fanno case di 100 metri quadri con questa tecnologia. Quindi si consuma metà materiali, 1/3 di energia e 1/3 di lavoro manuale. Il futuro sarà quello lì. Cioè, allora bisogna attrezzarci, allora i posti di lavoro dove li troviamo? Cazzo se li troviamo! Allora, un passaggio epocale di civiltà, passare dal fossile alle rinnovabili, dai da lavorare a 100, 200, 300, a milioni di persone. Fare le case passive, ti spiegavo prima a te, le case passive vuol dire che oggi le case consumano energia, dipendiamo dal gas di quella cosa, di Putin, dipendiamo da questa gente qui, quando la nostra casa potrebbe essere autosufficiente e produrre qualcosa di più anche. Oggi le tecnologie ci sono, potremmo farlo e oggi il 98% di case potrebbero essere restaurate e rimesse in consumo energetico efficiente con la gente dentro. Con la gente dentro, c'è una tecnica che la gente sta dentro, non se ne accorge neanche, mettono dei cappotti esterni, mettono i doppi vetri, non dai disagio alla gente che ci vive, metti un cogeneratore a oggio di colza e da 400 kW metro quadro anno passano a 4 kW metro quadro anno. Lo Stato si occupa di questo, spende dei soldi, investe, ma la casa che ha speso dei soldi vale il 10% di più sul mercato perché non consuma energia. Sono questi i passaggi che dobbiamo fare. Lo fanno in Alto Adige, lo fanno in Germania. E io che giro, vado al Monte dei Paschi, vado lì dove abbiamo bisogno di grandi capitali. Col crowdfunding non ci sono più bisogno di mettersi in mano agli usurai. Piccoli imprenditori, l'imprenditoria di rapina è finita. Ecco perché siamo qua. È finito un mondo, come è finito il comunismo, che ci abbiamo creduto tutti nel comunismo. Eravamo tutti felici di essere comunisti, perché era un sogno, erano i festival dell'unità. Era darsi una mano uno con l'altro, uno friggeva, l'altro andava, era il senso di comunità, la meraviglia del comunismo. Poi è stato applicato male, malissimo, ed è arrivato il capitalismo, questo capitalismo di rapina, che non è stato applicato male, è proprio così, non prevede la democrazia questo capitalismo qua, prevede la disintegrazione degli stati, prevede la rapina degli stati. Infatti il capitalismo che funziona è quello cinese, perché ci sono i maoisti sopra. E allora siamo costretti a immaginarci un piano B per voi, per le vostre famiglie, un piano B. Un piano B cosa produrre? L'economia non è lo spread. L'economia è cosa fare di 100 miliardi di tonnellate di materiali che consumiamo ogni anno. E che in 8 mesi 100 miliardi di tonnellate tornano o in discarica o in inceneritore o nelle falde acquifere. Vuol dire che tutto ciò che produci e butti via te lo mangi, te lo bevi o te lo respiri. E allora si può produrre in un altro modo? Può un rifiuto di un'azienda essere la materia prima di un'altra azienda? Io ho fatto un giro in India, 1,5 miliardi di persone. Le macellerie, 500.000 macellerie fanno già così. Lo scarto di macelleria che prima buttavano via e doveva pagare il macellaio per farle smaltire, oggi è materia prima di aziende che si sono formate per usare quegli scarti lì per fare vermicultura, vermi.
aziende che producono vermi dagli scarti delle macellerie, quei vermi li vendono alla pescicoltura, e la pescicoltura, quando ci sono gli scarti dei pesci, prendono il fondale dei pesci e lo vendono a chi coltiva funghi. E così si ricicla tutto, zero rifiuti, zero rifiuti. Allora bisogna averci architetti, design, persone intelligenti che riprogettano tutte le cose.